Siamo all'Onigo, cantine del gruppo Collis, andiamo a sentire i protagonisti di questo appuntamento finale con il trittico proposto da Regione Veneto, Veneto Agricoltura ed Avepa sulla vendemmia 2018. Siamo in compagnia dell'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan in occasione del terzo appuntamento del trittico organizzato dalla Regione Veneto, da Veneto Agricoltura e da Avepa. Allora, assessore, qui diamo i numeri in senso positivo. Che vendemmia è stata? Il 2018 è stata una vendemmia eccezionale perché sia nei vigneti sia per l'aumento degli ettari sia comunque anche per tutta una serie di fattori climatici perfetti, definita la stagione perfetta, abbiamo avuto un aumento del 48% della produzione vitivinicola. Questa è dovuta soprattutto alla propensione delle piante a rispondere dopo un anno come il 2017, che è stato invece una catastrofe per le gelate, per la siccità, quindi una risposta che comunque è importante, che ha fatto recuperare il perduto, ma anche che ha dato una percentuale di produzione maggiore, 16 milioni e 400 mila tonnellate rispetto alle 12.000 degli anni precedenti nella media, quindi una forte responsabilità che è adesso a capo dei consorzi, delle cantine e di tutto questo mondo, più di 30.000 produttori nel nostro Veneto, per appunto affrontare anche i mercati internazionali, perché questo prodotto poi deve essere anche venduto e deve essere portato a casa, come si dice, il buon guadagno. Due temi importanti toccati nel suo intervento: uno, la sostenibilità, e di conseguenza il biologico. Certo, noi ci stiamo da diverso tempo ponendo molte domande dove portare questo sistema, che sono 94.000 ettari e che esporta 2 miliardi e 200 milioni di vino. Dove dobbiamo portare il mercato? Anche i mercati internazionali stanno andando avanti con una propensione sempre più a prodotti biologici, sempre più a prodotti sostenibili e a prodotti di qualità, quindi noi dobbiamo controllare questo sistema perché non si faccia male da solo, nel senso che comunque i prodotti in campo e i prodotti poi in cantina devono essere certificati e controllati rispetto ai disciplinari che sono imposti dalle DOC, dalle DOCG, dalle DGT, quindi assolutamente il controllo della produzione, non possiamo permetterci scandali nella produzione, allo stesso tempo anche controllare la produzione affinché la produzione sia stabile, dia una stabilità, perché anche questi sbalzi di produzione possono creare delle distorsioni nel mercato e quindi non vogliamo che questo succeda, e quindi sia il controllo dei nuovi ettari sia comunque il controllo della produzione in campo sarà effettuato in maniera molto precisa dagli organi regionali e dagli organi di controllo anche statali. Grazie a Giuseppe Pan, assessore regionale all'agricoltura. Grazie a Giuseppe Pan, assessore regionale all'agricoltura. Ci ha raggiunti al nostro microfono e saluto Alberto Negro, direttore di Veneto Agricoltura. Allora, benvenuto direttore, numeri positivi abbiamo detto e soprattutto un grande impegno nell'organizzare questo trittico. Siamo giunti all'ultimo appuntamento. All'ultimo appuntamento dell'anno 2018, che si chiude con questo appuntamento nel gennaio 2019. Il trittico è proprio, come dice il termine, composto di 3 momenti. Il primo momento a giugno, nel quale facciamo l'analisi fitosanitaria della bacca in campo, quindi una visione di quello che è lo stato della salute dell'uva in quel momento. Il secondo appuntamento è in agosto, all'inizio della vendemmia, e facciamo il punto della situazione dello stato dell'uva e delle quantità che potrebbero essere, ma soprattutto della qualità all'inizio della vendemmia, collegandoci non solo per avere i dati del Veneto, ma per una gran parte dell'Italia. Molte regioni dell'Italia sono collegate, oltre alla Francia e alla Spagna, quindi cerchiamo di dare un punto di vista quanto più allargato possibile del mondo vitivinicolo europeo. I numeri cosa ci dicono, direttore?
Allora, quelli che presentiamo oggi sono i numeri relativi alle quantità che sono state vendemmiate nel 2018 e quelle che sono le previsioni per l'export 2019, però tarate fino a settembre 2018. Quindi stiamo parlando di una produzione che rispetto all'anno precedente sale in maniera sicuramente decisa, perché siamo qualcosa sotto il 50%, al 48% di aumento di produzione nel 2018 rispetto al 2017, che però, come sappiamo tutti, è stato un anno nel quale la viticoltura ha fortemente sofferto. Ci sono state aree dove la perdita è stata sicuramente molto sostanziosa. Se lo paragoniamo al 2016, che è stato un anno più normale, la crescita si aggira attorno al 20%. Quindi comunque numeri sicuramente decisamente importanti, dovuti a una serie di fatti, soprattutto climatici. Per quanto riguarda l'export, a settembre registriamo un dato di un più 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2017, quindi la posizione importante che il Veneto ha mantenuto in questi anni, ha raggiunto e mantenuto in questi anni, è sempre solida, e lo posiziona come quarta regione al mondo nell'export del vino e prima regione in Italia per l'esportazione del vino. Grazie ad Alberto Negro, direttore di Veneto Agricoltura.